Bene, vogliamo aprire la Bibbia, Atti degli Apostoli, capitolo 7, leggeremo dal verso 54 fino al verso 60. Atti, capitolo 7, dal verso 54 fino al verso 60. Alleluia, gloria a te, Signore. Amen. Grazie per esservi alzati. Inizio la lettura alla gloria di Dio. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse: Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Questi versi che abbiamo letto raccontano il martirio di quello che viene definito, e lo è, il primo martire della fede, Stefano. Ma chi era Stefano? Era un uomo? Era un credente? Non era un apostolo? Non era un pastore? Ma fu eletto dalla Chiesa come diacono. Era uno che collaborava con l'opera di Dio, servendo alle mense. Gloria al Signore. Proprio al capitolo 6 leggiamo l'istituzione dei diaconi. Vogliamo leggere insieme il capitolo 6 dal primo verso, dove si capisce come l'elezione di Stefano, insieme a quella di Filippo, fu qualcosa voluta da Dio. Atti capitolo 6. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I 12, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini, i quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. E poi c'è Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Amen. Quindi chi era Stefano? Era uno dei diaconi della Chiesa. Era uno di coloro che avevano a cuore in modo particolare la Chiesa e l'opera di Dio. Dobbiamo avere a cuore l'opera di Dio. Scelte che si devono fare nella vita
devono dipendere proprio da questo. Prima l'opera di Dio. Gloria al Signore, perché se le nostre scelte non ci possono permettere o sono di ostacolo per poter servire il Signore nella sua opera, non sono scelte giuste. Amen. Stefano era un uomo pieno di fede e pieno di Spirito Santo, e quello che aveva da parte del Signore era visibile a tutta la Chiesa. Amen. Fino a quel momento gli apostoli non solo si dedicavano al ministero della parola, ma servivano in modo pratico anche prendendosi cura delle vedove, dei bisognosi, dei poveri. Però un po' trascurarono questo lavoro, perché c'era tanto da predicare, tanto da evangelizzare, tanto più che c'era la persecuzione. E alcuni si lamentarono. Gli si sta trascurando il servizio, i poveri, il servizio alle mense. Il Signore mise in cuore ai 12, ai apostoli, di eleggere 7 uomini che dovevano occuparsi proprio di questo servizio pratico. Uomini non comuni, uomini che avevano a cuore l'opera di Dio, uomini pieni di fede e di Spirito Santo. E credo che la Chiesa abbia bisogno, oggi più che mai, di avere uomini pieni di fede e di Spirito Santo. Amen. Insieme a uomini, dico anche alle donne. Amen. Ma ciò che è in vista come insegnamento, come un ministero particolare di insegnamento, appunto, è più che altro maschile. Amen. Ma il servizio pratico può essere anche femminile, può appartenere a tutti. Sicuramente c'è sempre un modo di servire il Signore nella sua opera. Non a tutti è dato il ministero della parola, ma a tutti possiamo servire il Signore, perché c'è un compito per tutti. Ma il problema e la domanda è: ci sono uomini e donne pieni di fede e di Spirito Santo? Io credo che ci sia carenza, purtroppo, di uomini e di donne che abbiano veramente a cuore l'opera di Dio. Stefano fu arrestato, fu chiamato a difendersi, lo accusavano, addirittura c'erano dei testimoni contro di lui, e Stefano parlò del Signore, parlò del piano di Dio, di salvezza, fece un bel discorso, lui che non era né pastore né apostolo. Al capitolo 7 c'è il discorso di Stefano, un bel discorso. Perché? Perché era ripieno di Spirito Santo. E quando dobbiamo parlare di Dio, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo parlare del Signore, annunciare la parola, bisogna che lo Spirito Santo agisca liberamente nella nostra vita. E possiamo essere strumenti di gloria a Dio. E Stefano fu strumento di gloria a Dio. Ma tutto ciò che egli disse, invece di fermare gli uomini che volevano ucciderlo, aumentò la loro rabbia. Abbiamo letto: essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro. Guardate che Stefano non ha offeso nessuno, raccontò solo il piano di salvezza di Dio, iniziando dall'inizio, da Mosè, gli ebrei e così via, fino ad arrivare a Gesù. Un bel discorso. Eppure, udendo queste cose, non furono toccati, ma la rabbia aumentò in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Sapete perché? Perché il nemico odia i figli di Dio. Il nemico odia coloro che amano Dio. Il nemico attacca tutti i figli di Dio, anche quelli ripieni di Spirito Santo, a maggior ragione. Amen? Alleluia. Ma c'è questo ma. Ma Stefano,
ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio. E Gesù che stava alla sua destra vide questa visione. Amen. Non ebbe paura, ma in quel momento, quando fu solo contro tutti, non si sentì solo. In quel momento, lui che era ripieno, pieno di Spirito Santo, vide la gloria di Dio. Alleluia, vide una bella visione. Gesù stava alla destra della gloria di Dio. E ancora una volta, in quel momento, mentre era preso di mira, accusato, odiato, digrignavano i denti contro di lui, fino all'ultimo rese testimonianza a Cristo, dicendo: ecco, io vedo i cieli aperti. Amen? Io vedo i cieli aperti. Io voglio questa visione. Anch'io voglio vedere il cielo aperto. E vedere il cielo aperto, nonostante la realtà sia un'altra, è dimostrazione che la fede e l'opera della grazia di Dio sta operando nella tua vita. Perché la grazia di Dio ti fa vedere cose che con l'occhio reale non riesci a vedere. In quel momento chiunque si sarebbe scoraggiato, chiunque avrebbe urlato e gridato: aiuto! È vero? Ma Stefano era un uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Ed ebbe una visione, il cielo aperto, la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. E poté testimoniarlo: io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo, cioè Gesù, in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi. No, non vogliamo ascoltare. Non vogliamo ascoltare. E quanti ancora oggi si turano gli orecchi? Quando siamo stati evangelizzati, semplicemente, educatamente, posso offrirle questo volantino? No. Cos'è questo no? Non voglio ascoltare la verità. Rifiuto questa parola che tu mi stai proponendo. Non mi interessa. A me? È questo. Ancora oggi c'è chi si tura le orecchie, chi si avventa contro la Chiesa, e quanti ci odiano. Ma cosa fate lì in quel luogo? Siete pochi, però grazie a Dio dopo tanti anni siamo ancora qui. È vero? Alleluia, abbiamo attraversato ogni momento di prosperità, e poi siamo di meno, di più, di meno, ondate di benedizione, poi il nemico attacca, ma gloria a Dio, siamo ancora qui. E questa è una grossa e grande testimonianza. E noi vogliamo ringraziare il Signore perché ci fa partecipi dell'opera sua, anche nelle difficoltà. Amen? Stefano era nelle difficoltà, fu il primo a morire per la fede, il primo martire. Alleluia, lo cacciarono fuori dalla città e fuori dalla città lo lapidarono. Prendevano le pietre e le buttavano. E credo che ogni pietra gli facesse male. In quel momento non è che riceveva una pietra ogni tanto. Pensate a una moltitudine delle pietre che ti vengono addosso. Però mentre era in quella situazione, pensate, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, si identifica con Gesù, facendo la stessa preghiera che ha fatto Gesù sulla croce. Gesù pregò dicendo: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E la preghiera di Stefano, simile. Signore, non imputare loro questo peccato. A me era un uomo pieno di fede e di Spirito Santo.
E quando si è pieni di fede e di Spirito Santo ci si identifica con Gesù Cristo, il nostro capo e compitore della fede. Amen? Alleluia. E poi, Signore, accogli il mio spirito. Mi sembra di vedere la stessa scena di Cristo. Padre, a te rendo il mio spirito. Gloria a Dio. Alleluia. Dio ci dia grazia di non avere paura della vita, dei nemici, dell'opera di Dio, del nemico per eccellenza. Dio ci dia grazia di non avere paura neanche di quello che sarà della nostra vita, perché a volte la paura ci fa fare delle scelte assolutamente sbagliate. Col desiderio di migliorarci, peggioriamo in un altro aspetto, magari socialmente migliori, guadagnerai un po' di più, però vieni meno nell'opera di Dio ed è sbagliato. Bisogna prima avere a cuore l'opera di Dio. Da questo dipende il nostro servizio a Dio, essere uomini di fede e pieni di Spirito Santo. Se sei un uomo, una donna piena di fede e di Spirito Santo, avrai una visione come quella di Stefano e fino all'ultimo sarai utile alla gloria di Dio. Amen. Amen? Ma ti dico una cosa, anche se Stefano viene ricordato come il primo martire della fede, non viene adorato dalla cristianità. La Chiesa non lo adora. Amen. La Chiesa adora solo Cristo. Amen. Viene ricordato Stefano, gloria a Dio, ma non si eleva una preghiera a Stefano, perché Stefano muore e rende lo Spirito a Dio. E i morti non si invocano. Amen. Amen. Perciò gloria a Dio per tutti i santi che ci hanno preceduto. Stefano è stato il primo, poi sono venuti altri, molti sono morti, per testimoniare la fede in Cristo, ma ancora oggi noi adoriamo, preghiamo e serviamo il nostro Signore, Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Amen. Solo grazie a Dio il Signore ci dà dei buoni esempi per farci comprendere che è possibile essere pieni di fede e anche di Spirito Santo. Se ci è riuscito Stefano, possiamo riuscire ognuno di noi. Amen. Avere a cuore l'opera di Dio. Questo è qualcosa di importante e di fondamentale per ogni credente che con la bocca dice io amo Gesù. Bisogna cercare essere pieni di fede e di Spirito Santo. E certamente il Signore ci benedirà. Come ha benedetto Stefano. Qualcuno mi dirà, ma come? Come ha benedetto Stefano? È morto? Sì. Vedere la gloria di Dio. Vuoi vedere la gloria di Dio? Gloria al Signore, che grande benedizione. Io credo che in quel momento il Signore lo abbia tolto e lo abbia premiato. Perché quando si arriva in cielo, lì c'è il premio. Per questo per noi credenti la morte non va vista come una sconfitta o un perdere qualcosa, ma anzi come un guadagno. Guadagniamo il cielo. Gloria a Dio. Se guadagniamo il cielo fino all'ultimo servendo il Signore, gloria a Dio. Vedremo la sua gloria. È il cielo aperto. È il Figlio dell'uomo stare alla destra di Dio Padre. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore e riflettere su questa parola. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia.